supermercati con V. La differenza in evidenza. Addio fanciulle care, domani me ne vo, ma vesta militare, usciabile e sciaccò, partite c'asilo, che faccia sto cuore vostro, ma via che cedo il posto, uracchi non nuovo. Nanni, miette da chiagnere, donè, ma se mi faccio, rosì dammi un pizzico, carme che mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. In faccia non scritto, che non scritti so, o generale dit, sceglie che grado buon'uomo dice frise, te metto in coppo braccio, così in amiche faccio quello che non si può. Nanni, miette da chiagnere, donè, ma se mi faccio, così dammi un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Mannaggia che una guerra, stavolta non si fa, se no tutta la terra vorrebbe far tremare. Fra un anno alla stazione venite tutto quanto, col grado di tramante, Totonno tornerà. Nanni, piette da chiagnere, donè, ma se mi faccio, così dammi un pizzico, carme cade mi abbraccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Cari telespettatori, sempre più numerosi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Nino Delli racconta la canzone napoletana. Ciao papà. Ciao Iole, grazie che sei intervenuta. Sì. Oggi abbiamo un altro bellissimo viaggio da fare nel mondo della musica napoletana, della musica partenopea. Sì. Iniziamo subito con un brano. Trasmette Napoli. È una canzone di Bonacura creata ai tempi del 1946. Sì. Questa l'ha lanciata Franco Ricci. Franco Ricci. Io tenevo pure un disco a 78 giri a casa e in retro era Serenata Serena, che era bellissimo. Un altro brano molto famoso. Sì. E io questa l'ho proposta 20 anni fa. Trasmette Napoli. L'hai cantata la tua versione? L'ho cantato due volte, due versioni. Sì. Una di 20 anni fa e una di 5 anni fa. Sì. E così le sentiremo. Le sentiremo. Adesso cosa ci hai portato? È dal vivo oppure è un video? No, è un video. Mi pare che mi avevi detto con delle foto, giusto? Sono delle foto. Delle foto. Copertine di dischi. Di dischi. Riferenti alla canzone, al tempo. Va bene, allora vediamo subito. Trasmette Napoli, scritta da Fiorelli Valente del 46. Sì. Trasmette Napoli le sue canzoni, le sue passioni, e il trillo magico dei mandolini mi giunge al cuore. Un sogno torna, più s'avvicina, più smonta e pallida, tu torni a me. Stasera Napoli mi fa commuovere con la sua musica. Stasera in estasi torna a Posillipo sul mar che luccica. Dagli occhi lucidi spunta una lacrima più malinconica e torna a leggere a quale spasimo quella tua lettera. Stasera Napoli
mi fa commuovere e penso a te. Chissà in quest'attimo tu come stai, tu cosa fai? Chissà se all'angolo di qualche via ti perdi ancora. Ti dissi torno, mai più tornai, pensai redimerti, ma un sogno fu. Stasera Napoli mi fa commuovere con la sua musica. Stasera in estasi torna a Posillipo sul mar che luccica. Dagli occhi lucidi spunta una lacrima più malinconica e torno a leggere a quale spasimo quella tua lettera. Stasera Napoli mi fa commuovere e penso a te. Dagli occhi lucidi spunta una lacrima più malinconica e torno a leggere a quale spasimo quella tua lettera. Stasera Napoli mi fa commuovere e penso a te. Stasera Napoli mi fa commuovere. Trasmette Napoli le sue canzoni, le sue passioni, e il trillo magico dei mandolini mi giunge al cuore. Un sogno torna, più s'avvicina, più spunta e pallida tu torni a me. Stasera Napoli mi fa commuovere con la sua musica. Stasera in estasi torna a Posillipo sul mar che luccica. Dagli occhi lucidi spunta una lacrima più malinconica e torno a leggere a quale spasimo quella tua lettera. Stasera Napoli mi fa commuovere e penso a te. Abbiamo sentito le due versioni, quella sì. Diciamo la prima era quella che hai fatto 5 anni fa, mentre invece quella che abbiamo sentito adesso, quel piccolo spezzone, era di 20 anni fa. Erano due versioni diverse, sì. Una un po' più veloce, un po' più allegra. Allora, io volevo cogliere l'occasione per salutare tutti i nostri telespettatori, perché molti mi fermano e mi chiedono: mi puoi mandare i saluti, puoi salutare la mia mamma, puoi salutare la mia nonna, fare gli auguri. Purtroppo siete in tanti, per me diventa difficile riuscire anche a farlo durante la trasmissione. Vi voglio solo dire che è nata la nuova pagina Facebook di Nino Delli racconta la canzone napoletana, dove potete magari eventualmente mandare messaggi, salutare, dove insomma forse diventa più facile riuscire a seguirvi un po' tutti. Va bene, oltre alla sua pagina comunque Nino Delli su Facebook. Sì. Adesso invece abbiamo O Brasiliano di Giordano Palumbo. Che cosa ci hai portato? Io ho portato un filmato che la Rai mi ha mandato. È stato fatto per un personaggio che si è fatto chiamare
o brasiliano, in virtù della canzone che parlava di una persona che vendeva, un meridionale che vendeva porta a porta macchine da cucire, stoffe, eccetera. Sì. Però poi è andato a Torino e ha avuto una grande fortuna di farsi un grande negozio. E così la Rai è andato a fargli il filmato. Ha fatto questo speciale. Sì, ha usato come colonna sonora il mio brano O Brasiliana. Questo nel 1979 a Gulliver, alla Rai. Sì. Va bene, allora vediamo subito questo. Tu ci hai portato poi il filmato della Rai, giusto? Giusto, no, io ho portato giusto il pezzo mio che canto dentro, però poi continua Mario Merola. Anche Mario Merola c'ha il pezzo suo. Hanno messo anche un brano suo. Sì, o Treno do Sole, hanno messo Mario Merola. E poi altre cose belle, le voci nostre attraverso la radio, le radio che stanno a Torino. Però qui io l'ho tagliato il filmato. Il pezzo. Io ricordo soltanto all'epoca, ricordo non tutto questo video, ricordo solo che comunque misero anche la sigla. O brasiliano, sulla sigla misero anche di nuovo il tuo brano, lo rimisero anche durante la sigla della trasmissione alla fine, ma poi tutti i titoli, roba lunga, e la trasmissione Gulliver. Va bene, vediamo questo brano. In questa città senza mare, che ha visto molti naufragi, ma anche approdi fortunati, i nuovi magliari arrivano da lontano. Quelli che tanti anni fa, partendo da un sud meno remoto ma altrettanto povero, li precedettero sui mercati europei, si sono bene o male arrangiati tutti. Michele De Feo, detto Faccia d'Angelo, è uno di quelli. Nel 1956, appena arrivato a Torino, è l'incontro con un amico a farlo diventare magliaro. Vendevano tagli di stoffa di prato fatta con gli stracci, dicendo di essere rappresentanti della Lanerossi e dell'Anificio Zegna. Poi Michele De Feo si mette in proprio. Fonda l'organizzazione Super Jolly, vendita rateale con omaggio. Lei è stato prescelto dalla nostra organizzazione che con l'entrata in vigore del MEC, scriveva su carta intestata, ha studiato ed aggiornato un sistema di distribuzione di articoli prodotti da grandi industrie quali Lanerossi, Bassetti, Traballo e Cerruti. Era una circolare che inviavamo noi ai clienti prescelti, diciamo. Ecco, ma Lanerossi, Traballo, Cerruti... Non c'entravano niente. Ecco, non c'era. L'unica cosa di buona che c'era originale era il lenzuolo Bassetti. E i marchi? I marchi li facevamo noi. Come? Avevamo dei cliché con il ferro da stiro. Ecco, ma tutto il pacco era poi un bidone o no? No, per carità, tutt'altro. Solo che noi compravamo quantitativi enormi, allora riuscivamo ad avere quegli sconti vantaggiosi, diciamo. Potevamo offrire la collezione a prezzi buoni. Tanto è vero che non era bidone perché noi facevamo anche la vendita rateale. Dunque aspettavamo anche un anno di pagamento con degli effettivi 5-6 euro al mese. E voi davate per 69.000 lire un pacco completo con macchina da cucire? Con macchina da cucire. Che non funzionava? No, tutt'altro. Questa qui è una macchina di allora, sono circa 20 anni, funziona ancora. Però nel suo inizio di magliaro qualche bidone c'è stato? Ma direi di sì. Mi ricordo così vagamente in Francia, quando si andava a vendere, non so, il vestito in una casa dove il marito era deceduto una settimana prima, noi con una scusa che eravamo rappresentanti della Lanerossi, dicendo che il defunto marito aveva dato un acconto in franchi, non so, 2 mesi prima, noi eravamo rappresentanti, consegnavamo sta roba, ci facevamo avere la differenza. Signor De Feo, se quel mattino di tanti anni fa, lei anziché incontrare un suo amico foggiano magliaro, qui a Torino avesse incontrato un amico che lavorava alla FIA. Sì, direi che sarei diventato un ottimo operaio. Invece di portare, non so, l'abito gessato in doppio petto, avrei portato una tuta. Con lo stesso aplomb. Sì. Adesso Michele De Feo, detto Faccia d'Angelo, si è messo in grande. Roba delle migliori case, questa volta sul serio. Gira col BMW
mentre altri immigrati continuano a tirare la carretta. 500.000 storie di immigrati in 25 anni. Torino è ritornata ad essere capitale. La capitale della nostalgia. Oh, vediamo il rosso roba di purissima là. Signore, ma che ci facete qua? E andate a Napoli. Andate a Napoli che qua fa troppo freddo. Dalle antenne delle radio private arrivano voci di calabresi, di siciliani, di napoletani. Sono radio di meridionali per i meridionali. Bello questo video, mo ti sei emozionato. Vabbè, comunque tanti meridionali sono partiti al nord per far fortuna, certo non tutti ci sono riusciti, però molti hanno Io sono trovato... stato 14 anni e so quel freddo. Il freddo che fa. Comunque vabbè, le immagini che erano marcate RAI, perché tu l'hai richiesto direttamente alla RAI, perché tu non facessi in tempo a registrarlo, perché all'improvviso noi non sapevamo di questo... Ce l'avevo bianco e nero, feci in tempo io. A registrarlo, era bianco e nero, per cui te l'hanno rimandato, però purtroppo macchiato RAI. Va bene, adesso passiamo invece a un altro brano bellissimo e classico del 1900, Io te vorria vasà, che è un brano meraviglioso, classico, scritto da Russo di Capua. E qui abbiamo sempre il mandolino, il mandolino del maestro inglese, e Dario Romano con la sua chitarra a 10 corde. Vediamo subito, Io te vorria vasà. Ah, che bell'aria fresca, t'adore malvarosa, e tu dormendo stai, coppa sti fronni rose. Oh, solo a poco, questo giardino sponde, o vento passa e passa, sto ricciolino in fronte. Io te vorria vasà, io te vorria vasà, o coro non mi dice, ed esceda, io mi vorria dormire, io mi vorria dormire, vicino già da noi, n'ora pure, n'ora pure. Tu dormi rosa mia, e dorma sonnechina, mentre ti guarda incantata, sto mosso corallino, e che sti carne fresca, e che sti trezze nere, ma mettono in tuo cuore mille male pensieri.
Bellissimo brano questo. Sono bravi, mandolini e chitarra, sono bravi. Bravissimi. Allora, adesso che ti è passata l'emozione perché non riuscivi più a parlare prima quando hai visto il filmato, che stavi dicendo? Stavo dicendo i 14 anni che sono stato a Torino a cantare, però non che sono stato 14 anni sempre a Torino, andavo e venivo e facevo spettacoli, però quel filmato alla fine se lo vedi ti fa emozionare, perché poi usciranno le radio, la gente che mi presentava, se lo vedi tutto, dopo quella parte. Mi ha fatto emozionare perché so quello che ci stava dopo, certo. Anche quei mandolini che hanno fatto solo che sono entrati. E lo trovano su YouTube questo sì, video? Sì, c'è? Sì. Cioè completo. Vabbè, poi ovviamente tu quando andavi a Torino c'erano tutti gli emigranti. Non ne parliamo. C'erano tantissimi. C'erano 40 radio. Che andavo a destra, a sinistra, non si capiva niente. Tutti che ovviamente ai quali faceva piacere vederti, ascoltarti, anche perché tu giustamente portando la canzone napoletana, ricordando gli spettacoli che ho fatto. Io mi ricordo perché sono in un teatro di 2000 persone, feci 2200 persone. Poi al Club 84 in piedi? Sì, 200 erano in piedi. Al Club 84 di 1000 persone feci 1200 persone al Club 84, bei tutti i posti, bellissimo. Alla Falchera. Sì, alla Falchera ci stavo anch'io, lì mi ricordo ci sono Porta Palazzo ho fatto, e poi un sacco di night, pizzerie. Vabbè, adesso parliamo di altro. Comunque potranno vedere tramite Facebook anche da Torino, perché noi arriviamo in regione qui, però su Facebook potranno vedere le trasmissioni che stiamo facendo adesso. Va bene, adesso invece passiamo ad un medley girato con Mastro Pasqua, che suona all'organo, al piano. Le canzoni dovrebbero essere, se non sbaglio, Passione e Torna a Sorrento, giusto? Quelle sono improvvisate, quelle canzoni. Dal vivo? Dal vivo, Va bene, vediamole subito. Prima di iniziare la trasmissione cantiamo un paio di canzoni. Un paio di canzoni, va bene, vediamo subito. Più lontana ma stai, più vicina da sempre, chissà chi sto momento, tu a capinza che fai. Tu mi visiti bene, nuvoletta che dolce, come pesa sta croce che trascina con me. Te voglio, te penso, te chiamo, te vedo, te sento, te sono. E non ci penso che quest'occhio non può più pace e trovare. Ti voglio, ti penso, ti chiamo, ti vedo, ti sento, ti sono. Quest'occhio non può più pace trovare.
Sì, bello, passione. bello veramente. Maestro, hai notato, io come ho detto poco prima, l'emozione del maestro Delli nel cantare? Sì, l'ho notato. È la stessa Molta che provi emozione. tu quando suoni, eh? Io ho Ma notato no, che ci metti un no, calore no, no. enorme. È un fatto naturale. Siete legati a quelle che sono state il vostro lavoro, però è iniziato come passione. Sì, Nel caso di come Nino passione. Delli come artista, come cantante, invece nel caso tuo come musicista. Come musicista, sì. Che belle queste emozioni. Nino, ci vogliamo ascoltare qualche altra cosa? Cosa vuoi fare? Tanto stiamo a casa tua, eh. Non lo so, Casa tua, vogliamo fare Torna su Riente. Che bello, vai. Nino, perché ti sei tolto di qui dall'immagine? Vieni. Ti ho lasciato il maestro. Non ti preoccupare. Ridomare quanto è bello, ispira tanta sentimento, dimmi tu a chi tiene a mente, che ha scedato fa su. Guarda qua che sto giardino, siente sti ciuradanci, no profumo così fine, in do cuore se ne va. E tu dici pare a Dio, stai lontano da sto cuore, dalla terra dell'amore, pieno cuore non tornare, ma non me lasciare, non darmi sto dormire, torna a sorridere. Sì, la seconda, vediamo se mi ricordo le parole. Ma non me lasciare, non darmi sto dormire, torna a sorridere. Bravo Nino Delli, bravo Nino. Maestro che non si è amplificato, dimmi. Ho detto, facciamo anche capire che sono delle improvvisate che stiamo facendo. Sì, ma infatti ne andiamo a fare una non sono dopo, preparate, quindi. manco a farla apposta, questa l'abbiamo Le provata solite in cose macchina. di Nino Delli che non si prova mai e poi quando Si prova in va a macchina, discoteca. Si noi prova in macchina. proviamo in macchina le canzoni, ma sul serio, Con gli spartiti. Simpaticissima questa intervista. Sì. Anche, Era così. Anche al Quando maestro Mastro Pasqua. viaggiavamo, facevamo le prove, ma non avevamo nessun locale per preparare. Ma non avevate neanche il tempo, avevate tutte le sere, cantavate, ancora dovete fare prove, cantavate tutte le Vabbè, sere. c'erano delle cose nuove che si preparavano poi per la strada. Infatti, un saluto al maestro Mastro Pasqua, a Michele e Giorgio che era con te in questa trasmissione. Che ha condotto i miei 50 anni. Della tua carriera, sì, bellissima interpretazione dal vivo. Va bene, adesso invece andiamo a un altro brano che è O Marinariello. Sì. Questo è Gabardella Ottaviano, Sì, 1983. classica. No, e perché 83? Ho sbagliato una data sbagliata. 1893. 1893, infatti me ne sono accorta adesso. Va bene, allora vediamo subito questo brano, O Marinariello.
Poi neva priesta viene, non mi fa spandere, che pure rezza bene, che mare sto a menare. Me stiene sti braccetti, aiutami a tirare, che sto mare narile, che vo sembra abbracciare, vicino mare, facimmo amore, ancora, non ci spassare, sommare e tirarezze, ma ballerezze, stonga morire. Poi nei di rarezze e tu stata a guardare, li pisceva priezze come stanno a zompare, e vita pure stelle tu fai innamorare, che sto mare narile, tu fai sospirare, vicino mare, facimmo amore, ancora, non ci spassare, sommare e tirarezze, ma ballerezze, stonga morire. Sommare e tirarezze, ma ballerezze, stonga morire. E dopo il 1893 passiamo al 1915, siamo sempre lì, con un brano famosissimo che è O Soldato Innamorato, conosciuto in tutto il mondo, giusto? Sì, non è nemmeno O Soldato Innamorato, qui si parla della crociera, che io sono stato in crociera 4 mesi, ma non solo una volta, 3 volte ho fatto. Adesso stiamo presentando questa canzone. Questa qui del 2014. Quando 14, dico bene, sì. E quando stavo in crociera a cantare. Hai fatto questo tour, ecco Sì, perché sì. svelato anche questo arcano, che tu sei mancato per qualche anno da Foggia. Allora diciamo perché Sì. sei mancato. Ma mica
ogni anno mancavo sempre 5-6 mesi. Per la crociera che cantavo. Il tour, i vari spettacoli nel mondo che hai fatto. Va bene, oggi ci hai portato questo video su una nave, non facciamo nome per non fare... Uno spezzone di video. Anche perché mi dicevi che non potevi portare tutto, infatti te l'avevo chiesto già da un po', perché non hai... Costa non me l'ha dato non ti ha dato il filmato, non puoi mandarlo tutto per intero. Va bene, allora vediamo questo video, Ho surdato e innamorato. Signore e signori, buonasera e benvenuti. Liebe Gäste, guten Abend, mesdames et messieurs, bonsoir, damas y caballeros, buenas noches, ladies and gentlemen, good evening. Signori, questa sera vi presentiamo il nostro ospite di Neuromantica, Nino Delli, in Napoli ieri ed oggi. Liebe Gäste, heute Abend ein Gast der Costa Neuromantica in Napoli ieri ed oggi. Mesdames et messieurs, ce soir, passager du Costa Neuromantica da Napoli ieri e oggi. Damas y caballeros, esta noche huésped del Costa Neuromantica, Nino Delli, Napoli, ayer y hoy. Ladies and gentlemen, for you tonight, Nino Delli, Costa Neuromantica guest in Napoli, ieri e oggi. Delli! Grazie. Per voi questa sera Nino Delli, ospite di Costa Neuromantica. L'applauso a Nino Delli! Grazie. E in Napoli ieri ed oggi. Dedicato a tutti quanti voi. Scrive sempre sta con te. Io non penso che a te solo, tu pensiero ma non solo, la tanetta sembra bianca. Faccio bene tutto è bene, giorni e sera, non è mai più belle te. Per l'ultima serata sai non parla sto a te volo come pensiero niente voglia e niente spera la tanetta sembra piano sicura che sta amore oh mi so sicura te oh vita mia oh cuore e che sto cuore si state oh prima amore oh prima il porto ma sarà Grazie! Grazie a voi. Porti casa una con stemma a rete, una cupurella che vi si era isata, passi scampagnana per turete, con mano guappa per fa guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, senti a me chi ti fa fare. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky in soda, o ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu giochi a baseball, e i soldi per camello, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, ma se nati in Italia, senti a me non c'è sta niente a fa, ok napolita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'americano. Bellissimo questo video.
Sì, stavi raccontando. Vabbè, mi hai raccontato tante cose durante questo video, a parte il fatto che sei stato sui ghiacciai, ma questo pezzo, giustamente, le navi da crociera poi fanno un medley di tutto quello che succede sulla nave, e però giustamente ti hanno mandato solo questo pezzo, perché queste poi sono le riprese originali. Pezzi dove lasciano, riprendono, perché loro perché li mettono, no, questo qui no, è tutto filmato loro. È loro, poi c'è, quando danno i filmati si acquistano i video, si acquistano i video, e lì l'hanno punzecchiati, danno solo dei pezzi, che poi vedremo nella prossima puntata. Mi dicevi che il giorno prima eri stato sui ghiacciai. Sui ghiacciai, sì, perché sono stato proprio alla punta del come si chiama? Polo Nord. Del Polo Nord. Polo Sud. Polo sì, Sud. Argentina, giù. Sì, Argentina. Ushuaia si chiamava proprio l'ultimo pezzo che abbiamo fatto della terra, diciamo, una punta. Va bene. Ushuaia. Adesso invece abbiamo un altro brano che è Gente per la Via. Sì. No, non è un brano questo, scusami. Gente per la Via è una trasmissione che hanno fatto, mi ricordo, mi stavi dicendo, alla Rai. Il brano che ascolteremo è A Luciana. Ma hanno messo come sottofondo a tutto questo parlato che c'è. Sì. È una piccola sceneggiata filmata con Lina Sastri. Sergio Bruni hanno interpellato come cantante Lina Sastri, Sergio Bruni e Nino Deli, che escono anche le scritte. Però in breve, se no non si capisce il fatto. Lui perde la fidanzata nella folla a Napoli durante una manifestazione provincia di Napoli, che sono provinciali queste feste. E lui, per trovare questa fidanzata, va prima dei carabinieri, che non si vede qui dentro, ho tagliato pure. E allora trova un amico e gli racconta la questione. Se voi ascoltate il dialogo, capite un poco di che si tratta. Lui dice si chiama Maria, ma come si fa Maria in mezzo a tutta questa gente? Si chiamano tutte Maria. Vabbè, come Brune, ma ci stanno un sacco di Brune, dice l'amico. Andiamo da una persona che sa tutto. Insomma, un bello sketch. Vabbè, vediamolo subito. Ma più perché hanno messo la canzone la tua colonna sonora a Luciana. Va bene, vediamolo subito, sono interessata. Anche Sergio Bruni è così, e per la Sastri. Con Lina Sastri. Va bene, vediamolo subito. Si ragiona due chiagni, una sola accende e mille lacrime, non ce resta che l'amore, sto disperata antica eterna, è sto naufragio di indamminare, si chiama un nome, emigrazione. Che non è cosa, e zitti senza ragionare, come posso ragionare? Si ragiona l'uomo chiagne pure 1100 lacrime, e non ci resta che l'amore, tu disperato. Pippo! E che fai il caso su? No, grazie, io non mi hanno trovato. Per a casa ma che ti è successo? Si deve che tutto fa un valore. No, io sto benissimo. No, sto bene. Un po' così, un po' giù, ma sto bene. Ma non compare lo compare tu e non vuoi dire che ti è successo. No, una fesseria, una cosa. E sta fesseria a me non me la vuoi dire. Niente di importante, no, una fesseria, capito, no? Una fesseria, una cosa. Oggi per fare innamorata mia. E come li pensi?
come si perdono innamorati? Inizia la festa, la gente, la folla, una puntata due che non l'ho vista più, ha giù perduto. Io mi credevo che chissà che era successo. Ma è così niente. Si sa che in mezzo alle feste si perdono innamorate, moglie, mamma e sorelle. Pure Zazà si perdette in mezzo alla festa, no? La festa è così. Poi quando a sera si trovano tutti quanti a casa. Non avete capito niente, Salvatore. Io sta ragazza non so neanche dove sta di casa, non so neanche il cognome, so solamente il nome. L'ho incontrata stamattina e so che se non la trovo qua, non la trovo più. Avete capito? E brava Pino. Hai fatto la chiappanza, e chi so potevi immaginare uno muscio come te? Salvatore, mi sfuttite per favore. Oh, è una cosa seria. Io sono innamorato. Io senza quello non posso campare. Io senza quello non posso campare. E beh, quando è così, me l'ha trovato. Oh, come era vestita? Era vestita, dunque, una gonna bianca, plissettata, a piedi. Poi una maglietta bianca e una cosa. E un nastro blu a tracollo. Ce ne stanno solo un paio di centenari di migliaia così, noi abbiamo mezza la folla di preoccupare da trovare. No, come quanto è serio. E cancio un altoparlante. L'altoparlante, sì, giusto, l'idea. Qua facciamo chiamare un altoparlante. Sì. Come si chiama? Maria. È un nome proprio raro. Chi le cadre sono i nomi dei guaglioni che vengono? Concettina, Carmelina e Maria. Poi dice che invece i 100.000 la diventano 33.000, ma sempre tanto solo. Sì, ma è già un grosso vantaggio. No, che ho fatto è serie. Caccio con solo un miracolo. Miracolo. Donna Maria. E chi è? Come chi è? È una che viene presente, passato e futuro. Insomma, una che quando non sei hai, vai a due. Chiama tu Donna Maria. Scusate, è sicuro sarà una male, io sto stanco, poi ci ti fanno una scarpesata, è lontano, ne vale la pena. Chiama tu Donna Maria, ne vale la pena. Ma se è lontano non è che io sono stanco. Che avvicini, chiama tu Donna Maria. Se non ne vale la pena. Pure gnocco, lappa del neo, Carmela cara. Torniamo Cuccia, oinè che non è cosa. E zitti senza ragionare, come posso ragionare? Si ragiona l'uomo che chiagna pure 1100 lacrime, e non ci resta che l'amore. Bene, abbiamo visto questo sketch tratto dal film Gente per la via. Condotto da Paolo Conte. Da Paolo Conte, va bene. Adesso invece abbiamo, so che mi hai portato la tua partecipazione al Festival di Napoli. Sì, facciamolo vedere. Vai. Con la canzone Napoli e tu. Sì. Va bene? Mike, buongiorno, va bene, vediamo. Vediamola subito. Il maestro Bonafede dirigerà ora l'orchestra nella canzone dal titolo Napoli e tu. In questa canzone c'è un uomo che ha scoperto che la sua bella è bella come la sua città, cioè Napoli, e quindi è molto felice perché ha due cose meravigliose, la sua ragazza e Napoli. Questa canzone è stata scritta dal maestro Giuseppe Cioffi, i testi sono di Mario e Giuseppe Compostella e abbiamo un personaggio che non abbiamo ancora applaudito, difatti debutta questa sera, un cantante di Foggia, specialista in canzoni napoletane, Nino Delli. Napoli e tu. Ora sta loggia, non so mare o cielo,
e stu paese suona fantasia, quando mi piglia forte nostalgia, più dolce pare stammo ramare e sospira una canzone che piaceva tanto a te, amore, amore mio celeste, come sto cielo tu celeste sì. Felice perché sento che Napoli e tu siete due cose più care, due suoni d'amore celeste per me. L'ora sono longa chi è innamorato e aspetta ardentemente chi non viene, ma sono sicuro che tu mi vuoi bene, mo dice cuore, mo dice mare, e mi sono caritura pena mia felicità. Perché sento che Napoli e tu siete due cose più care, due suoni d'amore celeste per me. E abbiamo visto anche il Festival di Napoli del 68. Sì. Poi c'è un'altra canzone del 66. Sempre alla Rai? Alla Rai, sì. Senza rose. Va bene, vediamola subito. Questa è sempre in bianco e nero e del 66. È 2 anni prima del festival. Del festival, va bene. La nostra trasmissione si occupa di canzoni genericamente, ma questa volta vogliamo parlarvi di un problema particolare, sempre relativo alle canzoni naturalmente, è quello dei cantanti locali, di quei cantanti cioè che per varie ragioni non riescono ad uscire dagli ambiti regionali. Noi ne abbiamo scovati 2, Nino Delli, sottoponiamoli ora al vostro giudizio, al giudizio del grande pubblico televisivo. Decidete voi se è giusto che restino così come sono o se invece meriterebbero una sorte migliore. Quando tu veneva tutte le sere, mi presentavo con un fasce rosa, sapendo che la vita assai piacere, e rose in taglia fatta mai mancare, mo cacciari che so, cagnate cose, tutto passato chi so può scurare. Sarà segnare che non si più da me
con me. Questi filmati erano girati a Foggia, a Piazza Sì, Federico? no, tutta la Puglia. Ah, ecco. Spettacolo ovunque, facemmo le regioni d'Italia. Con il regista Stefano Canzio. E il tuo brano invece è stato girato a Piazza Federico II. Sì, Piazza Federico II, sì. Sì. Adesso invece vorrei far vedere un altro brano bellissimo e famosissimo che è Malafemmina. Sì. Così da mandare Malafemmina. Un brano molto molto famoso in tutto il mondo. Sì, con questa è una festa, cioè è un matrimonio dal vivo, allora. Dal vivo, sì, a Benevento. A Benevento. Sì. E questo brano, vabbè, inutile, così è una musica fatta. È inutile dire che è stato scritto dal grande Totò. Sì. E va bene, chiedo alla regia di mandare Malafemmina. Dopo di questa facciamo indifferentemente. Voi intanto mettete i ferri al caldo. Malafemmina. Questa è una brava femmina. Sia dissecata. Perché non basta di fare come te, non c'è basta però, onesto come me.
E dopo questo grande divertimento, vedo che a Benevento si divertono tantissimo ai matrimoni, ne combinano di ogni. Va bene, adesso invece abbiamo un altro brano che... il Benevento ha vinto, ha vinto? In Serie B. Bravi, beati loro. Abbiamo un altro brano che è Sceneggiata Tragica. Questo è più recente, è un tuo brano. Sì. Soliti penso Moxedano Ilio, giusto? Soliti, ok. Sì. E vediamo che cos'è, un videoclip che ci hai portato? Sì, un videoclip. Va bene, allora vediamolo subito. Sceneggiata Tragica. Ti sei affittato qualche prima fila, proprio in betta per far sfreggia a me. Sta sceneggiato saggio, ti fa ridere, perché non tiene cuore sente a me. Ma se lo pubblico permette, voglio fare una novità, una recita soggetto. Io stasera voglio fare sta femmina era mia, era più brava di me per recitare. Sapeva di bugie come Vangelo dice la verità. Dopo un anno appena a spazzare questa catena, facendo che sta una madonna, i sa da scena e non vorrei sceccare. E di la stomacata sta vicino, non si pigliasse collera, perché si cevano a da compagnia, tengono poste recite con me, e faccimmano duetto, mentre nata stai a basare, che non sape che si è fatto, per fare avvelenare. Sta femmina era mia, era più brava di me per recitare. Sapeva di bugie, come Vangelo dice la verità. Dopo un anno appena a spazzare questa catena, facendo che sta una madonna, i sa da scena e non vorrei sceccare. Appena a spazzare questa catena, ma questa fronte non posso campare, a sceneggiata mia farne sciaccare. Bene, anche oggi siamo arrivati al termine, abbiamo passato una buona oretta insieme, sì. Speriamo di avervi fatto buona compagnia. Speriamo con questa puntata un po'. Poi vi ricordo sempre la pagina Facebook Nino Deli racconta la canzone napoletana, con la quale potete interagire e fare le vostre richieste. Io vi do appuntamento alla prossima puntata, ringrazio sempre i Supermercati Convì che ci danno la possibilità di farvi vedere tutti questi video e saluto te papà. Ciao. Grazie Iole. Ciao. Ok, alla prossima. Addio fanciulle care, domani me ne vo'.
ma vesta militare, usciabile e sciaccò, partite ciasi loco, in faccia a sto cuore vostro, ma via caceto il posto, uracchi in un nuovo. Nanni, miette da chiagnere, donè, ma se mi faccio, così dammi un pizzico, carme cademi in braccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. In faccia non scritto, che non scritti sono, o generale a dit, sceglie che grado. Buon uomo dice frise, te metto in coppo braccio, così in amiche faccio quello che non si può. Nanni, miette da chiagnere, donè, ma se mi faccio, così dammi un pizzico, carme cademi in braccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Mannaggia che una guerra, sta volta non si fa, se no tutta la terra vorrebbe far tremare. Fra un anno alla stazione venite tutti quanti, col grado di tramante Totonno tornerà. Nanni, miette da chiagnere, donè, ma se mi faccio, così dammi un pizzico, carme cademi in braccio, Totonno se ne va, Totonno se ne va. Supermercati con V. La differenza in evidenza.